Buongiorno, una parola con uno di voi. Solo una parola? E solo con uno di noi? Perché non ci aggiungiamo qualcos'altro? Facciamo una parola ed un colpo. Sono pronto, non appena me ne darete l'occasione. Ah, beh, certo, bisogna darvela l'occasione. Non potete prendervela da solo? Mercuzio, nipote del principe. Anche tu fai parte della banda di Romeo. Oh, la banda! La banda! Signori, ci hanno preso per dei suonatori. Preparati ad ascoltare degli accordi lacerati. Oh, guarda! Eccolo! C'è l'archetto del mio violino, pronto a farti danzare. Sentirai che la pace sia con voi, signore. Ecco il mio uomo. Ah, come il vostro uomo? Non mi sembra che porti la vostra livrea. Romeo, non hai risposto alla mia lettera di sfida. L'amore che provo nei tuoi confronti non mi consente di trovare un termine migliore. Sei un vigliacco! Tebaldo, la ragione del mio amore avrebbe più senso se solo la sapessi. Si vede che non mi conosci. Io non sono un vigliacco, quindi addio. No! Queste non sono le scuse per le offese che mi hai fatto. Quindi voltati e combatti! Ma io non ti ho offeso, anzi, io ti amo, più di quanto tu non potrai immaginare. E così, caro Cleto, nome che stimo caramente quanto il mio, vieni qui. Che disonorevole placida sottomissione. Una bella stoccata ce la farà dimenticare. Oh, Tebaldo, mangiato! Cosa vuoi da me? Re dei gatti, una delle tue 9 vite, con la quale voglio divertirmi un po'. Poi se ti comporterai bene, calpetterò le altre 8 che ti rimangono. Forza! Tira fuori dalle orecchie la tua spada dal potro. Non sia mai che la mia ti schiori le orecchie prima che la tua venga fuori. L'hai voluto tu. Signori, evitate questo oltraggio! Tebaldo! Mercuzio! Il principe è stato chiaro. Ha vietato questi scontri nelle strade di Verona. Fermo, Tebaldo! Mercuzio! Ah! Sono ferito. E quello lì se n'è andato via senza nemmeno un graffio. Come sei ferito?
Come? Sì, un graffio. Ma per la Madonna basterà. Dov'è il mio paggio? Vai a chiamare un medico, forza! Vai a chiamare un medico! Venitemi a trovare, signori, domani! E troverete un uomo molto più serio! Peste alle vostre due famiglie. Coraggio, amico. La ferita non può essere grave. No, non può. Non è profonda come un pozzo, né larga come le porte del cimitero. Ma per la Madonna basterà. Ma perché ti sei messo in mezzo? Credevo di fare del bene. Mi ha colpito passando sotto il tuo braccio. Avete fatto carne da vermi di me! La peste alle vostre due famiglie! La peste alle vostre due famiglie! Mercuzio. La peste. Mercuzio. Mercuzio. Questo ragazzo parente del principe. Questo mio caro amico. Si è preso la ferita mortale per me. La mia reputazione macchiata dalla calunnia di Tebaldo. Tebaldo che da un'ora mi è parente. Oh, dolce Giulietta! La tua bellezza mi ha reso debole. Il nero destino di questo giorno incombe nei giorni a venire. Qui comincia il male! Tebaldo! Tebaldo, riprenditi quel vigliacco che mi hai dato poco fa! L'anima di Mercuzio ha fatto poca strada sopra le nostre teste! O tu, o io, o tutte e due andremo a fargli compagnia! Tu, ragazzo, presto lo raggiungerai! Questa lo deciderà! Sono il buffone della sorte! Attacchi! Attacchi! Capuletti! Mercuzio! Qui ha cominciato questa rissa. Romeo ha ucciso Tebaldo. Tebaldo ha ucciso mio nipote Mercuzio. Chi pagherà per questo sangue? Ordino che Romeo, se verrà trovato in questa città,
sarà passato a morte. Quella sarà la sua ultima ora. Romeo è bandito. Né scuse né preghiere potranno cancellare la mia decisione. Prendete questi corpi e portateli via. Subito!